Buongiorno, ben ritrovati a tutte e a tutti. Prendiamo una bella, profonda ispirazione e sull'espirazione rilassiamo tutto il corpo, allarghiamo bene le spalle, lasciamo che tutto il viso si distenda. Iniziamo così la nostra lezione di yoga. Appoggiamo le mani all'addome senza premere, ascoltiamo il nostro respiro. E ascoltando il respiro cerchiamo di allontanarci da tutto quello che è intorno a noi, portarci dentro di noi, trovare dentro di noi uno spazio di quiete, di silenzio, di ascolto, di attenzione. Sentiamo l'aria che entra, l'aria che esce. Sentiamo il passaggio dell'aria nelle narici, l'aria che entra fresca e esce tiepida. Cerchiamo di ascoltare ogni ispirazione, ogni pausa e ogni espirazione. Adesso abbassiamo le braccia, portiamo lentamente le braccia verso l'alto, cercando di far scendere il respiro bene giù fino in fondo. Portiamo a contatto i palmi delle mani e espirando lentamente facciamo scendere le braccia e immaginiamo di disegnare un arcobaleno tutti intorno a noi. Un arcobaleno che ci avvolge e ci protegge. Ancora sulle braccia respiriamo tutti i colori dell'arcobaleno, tutti i colori della pace. Espirando abbassiamo ancora lentamente le braccia, vediamolo questo arcobaleno tutti intorno a noi. Vediamo che splende, pieno di luce. Ci avvolge in un'atmosfera leggera, rarefatta e sottile. Rilassiamo, cerchiamo di rimanere avvolti nell'arcobaleno. Adesso cominciamo a fare un po' di lavoro per sciogliere le vertebre cervicali. Flettiamo la testa in avanti. Inspiro dentro l'aria sulla testa. Espiro indietro la testa, distendo bene la gola, apro bene la gola. Inspiro. Espiro, teniamo sempre le spalle ben aperte e rilassate, senza tensione. Inspiro, espiro. Poi riporto la testa al centro. Adesso inspiro e espirando inclino la testa verso una spalla. Ritorno e la inclino verso l'altra spalla, tutto con leggerezza. Ancora riporto la testa al centro, scende ancora la testa. Fermiamoci un attimo così, apriamo il braccio opposto, spingiamolo un po' verso il basso, in modo da sentire un bel allungamento su questo lato. Poi ritorniamo. Testa all'altra spalla e apriamo il braccio opposto. Poi riportiamo la testa al centro. Sentiamo tutta la nostra colonna vertebrale, dalla base fino alle vertebre cervicali. Cerchiamo di allungarla bene, di stenderla verso l'alto, creare spazio tra le vertebre. Visualizziamo la nostra colonna vertebrale come il lungo stelo di un fiore e la nostra testa come la corolla di un fiore e la muoviamo con delicatezza. Flettiamo ancora la testa in avanti
e disegniamo dei cerchi nell'aria con la testa con leggerezza. Dentro l'aria quando portiamo indietro la testa, fuori l'aria quando la flettiamo in avanti. Ancora. Inspiro, espiro. Nell'altra direzione, indietro la testa, dentro l'aria, giù la testa, fuori l'aria. Ancora un cerchio, tutto con leggerezza. Stiamo muovendo la corolla di un fiore. Bene, rilassiamo, fermiamoci un attimo, le spalle ben aperte, tutto il corpo rilassato. Ascoltiamo un attimo le sensazioni nel collo, nelle spalle. Adesso immaginiamo di indossare una maglietta stretta, molto stretta e bagnata, e dobbiamo toglierla, dobbiamo fare un po' di fatica per toglierla. Immaginiamo di toglierla. Su, facciamo lavorare bene i muscoli delle spalle, i muscoli delle braccia e via, liberiamocene. Lo facciamo ancora e pensiamo di liberarci di tutto quello che ci chiude, di tutto quello che ci stringe, di tutto quello che ci dà fastidio. Su, su, lo portiamo su e lo buttiamo via. Ancora una volta. Su. E fuori tutto quello che non ci lascia respirare. E rilassiamo. Bene. Adesso giriamo la testa verso la spalla sinistra. Io ve lo faccio in modo speculare. E portando la testa dalla spalla sinistra alla spalla destra, con la punta del naso scriviamo il nostro nome di battesimo nell'aria. Lentamente, gesti lenti. Immaginiamo che dalla punta del naso esca un raggio di sole e scriviamo il nostro nome di battesimo con un raggio di sole. Poi riportiamo la testa al centro. Vediamo il nostro nome che splende davanti a noi. Splende su un cielo azzurro, terso, a lettere d'oro, e sentiamo il legame con il nostro nome e cerchiamo di riempire di pace il suono del nostro nome. Chiamiamoci, facciamo risuonare dentro di noi il nostro nome, il suono del nostro nome, come se lo sentissimo per la prima volta. È il nome che ci ha accompagnato in questa vita. Forse molte persone hanno lo stesso nostro nome, ma il nostro ha un suono particolare, solo nostro. Bene, adesso portiamo verso l'alto un braccio, allunghiamolo bene verso l'alto e allunghiamo in avanti la gamba, la stessa gamba destra, braccio destro, oppure gamba sinistra e braccio sinistro, lo stesso. Il braccio si allunga bene verso l'alto, la gamba si spinge bene in avanti. Rilassiamo, distendiamo. Adesso su l'altro braccio e allunghiamo la stessa gamba, la gamba sullo stesso lato, la allunghiamo in avanti. Spingo il braccio su, cerco di toccare il soffitto con il braccio e la gamba si allunga in avanti, si tende e rilasso. Lo facciamo ancora una volta, sul braccio, in avanti la gamba.
rilasso, distendo sul braccio e la gamba in avanti e rilasso, distendiamo. Adesso facciamo una bella flessione in avanti, unendo la respirazione. Inspirando portiamo indietro le braccia, i palmi delle mani in avanti, inarchiamo leggermente la schiena. Espirando ci flettiamo in avanti, portiamo a contatto i palmi delle mani, lasciamo cadere un po' il tronco sopra le cosce, sopra le gambe, fermiamoci così, incurviamo bene le spalle, poi ancora. Inspirando apriamo, espirando chiudiamo. Ancora una volta, inspiro, espiro. Non facciamo movimenti bruschi con la testa, con il collo. Fermiamoci un attimo così, lasciamoci andare completamente. Abbandoniamo le braccia, le spalle, la testa. Cerchiamo di arrotondare bene tutta la colonna vertebrale. Poi con calma ci risolleviamo, rilassiamo, apriamo bene le spalle, la colonna bella tesa, diritta, tutta la schiena ben aperta. Cerchiamo sempre di aprire bene lo spazio tra le scapole. È un'area della schiena dove si fermano tutte le tensioni. Dobbiamo sempre cercare di aprire, di espandere, di creare spazio in questa zona, tra le scapole, nel tratto dorsale. Adesso portiamo un braccio verso l'alto, lo allunghiamo bene verso l'alto, l'altra mano prende il gomito, inspiro allungo, espirando ruoto lentamente dalla parte del braccio piegato, spingo un po' indietro il gomito, è proprio il gomito che mi porta nella torsione, rimango un attimo nella torsione, poi ritorno, cambio, inspiro allungo, espirando ruoto lentamente, entriamo sempre lentamente nelle torsioni, ascoltando come si muove la schiena, come si muove la colonna vertebrale. Poi torno al centro, cambio ancora, inspiro allungo, espirando con calma, entro nella torsione, ritorno, cambio ancora, inspiro, espiro, ruoto con calma, ritorno al centro, allungo tutte e due le braccia verso l'alto, le faccio scendere lentamente e rilassiamo, distendiamo. Sempre le spalle bene aperte. Adesso intrecciamo le mani sopra un ginocchio, solleviamo il ginocchio, portiamo la fronte verso il ginocchio, incurviamo le spalle, fermiamoci un attimo così, ci risolleviamo, l'altro ginocchio, le mani sull'altro ginocchio, inspiro dentro l'aria, espiro, scendo. E ritorno. Le mani ancora sul ginocchio, sull'altro ginocchio, lo solleviamo, disegniamo dei cerchi nell'aria con il ginocchio. Cerchi lenti, ampi, nell'altra direzione. Mi fermo, rilasso e l'altro ginocchio, mani intrecciate, disegno i cerchi, cerco di portare un po' all'esterno il ginocchio in modo che
lavori anche l'articolazione dell'anca, tutto con delicatezza, senza forzare. E nell'altra direzione. E ci fermiamo. Adesso portiamo tutte e due le braccia verso l'alto. Inspiro, espirando mi inclino sul lato, faccio scendere un braccio, arrotondo l'altro braccio sopra la testa, poi su, molto lentamente. Tutti i nostri movimenti devono esprimere grazia, bellezza. Accarezziamo l'aria con i nostri movimenti, con le nostre braccia. Facciamo ruotare le braccia, muoviamoci lentamente, come se fossimo immerse nell'acqua, come alghe sul fondo del mare. Tutti i movimenti quieti, morbidi. Ancora, su con leggerezza. Facciamo diventare leggere, leggerissime le nostre braccia. Su e scendiamo ancora. Riportiamo le braccia verso l'alto, le facciamo scendere lentamente. Portiamo le mani in grembo, rilassiamo. E terminiamo ascoltando ancora il nostro respiro. Portiamo ancora le mani sull'addome. Sentiamo il movimento leggero dell'addome. L'addome che si espande e si contrae. E ascoltando il respiro, tutto dentro di noi si acquieta. Sentiamo come rallenta la corsa dei pensieri nella nostra mente. Ogni respiro è un soffio di calma, di tranquillità. Ogni respiro fa spazio nella mente, fa spazio nel cuore. E poi ancora, inspirando, portiamo le braccia verso l'alto, leggere, inspiriamo tutti i colori dell'arcobaleno, i colori della pace, e espirando, le braccia si abbassano e si forma ancora un arcobaleno tutti intorno a noi, uno spazio di pace, di quiete, di silenzio. Fermiamoci, vediamoci a volte nell'arcobaleno. Cerchiamo di mantenere questa sensazione di quiete, di protezione, tutti intorno a noi, per il resto della nostra giornata. La lezione di yoga è terminata, vi ringrazio, ci rivediamo tra 15 giorni. Buona giornata a tutti.